amici di Sportisti appassionati di futsal, ben trovati ai Campetti Emiri di Palermo per la sfida tra Futsal Emiri e Merlo Calcio a 5 del futsal palermitano. Ragazzo molto apprezzato, intanto Condori Diaz si gira, finta la conclusione, la prova adesso e la palla finisce fuori. Primo tentativo della gara, in testa alla classifica dopo le prime 8 giornate, ma attenzione qui all'avanzata di Ienna, in spaccata, molto bravo Rinicella a dire di no. Termini fronte alla porta, fronteggia Bongiovanni, poi scarica su Sciacca, sterzata di Sciacca, sinistro con deviazione, la palla alzata in angolo da Taormina. Dai! Bongiovanni al tiro, respinge in tuffo Rinicella. Una loro, altro ex Palermo Futsal Club, Leon Under, non ha trovato spazio in rosa quest'anno. E poi conclusione mancina che termina la sua corsa a fondo campo. Evita il contatto Bongiovanni, ancora Vallecchia che corre. Vallecchia, palla su Termini, difende bene il primo palo qui Taormina. Occhio alla ripartenza con Rappa, è scivolata, bravissimo Termini, il tocco, Parisi! 1-0 Emiri con Parisi, ma bravissimo Rappa con il recupero del pallone. E poi lo scambio con Termini e con Gaspare Parisi che fa 1-0. Contropiede Merlo, c'era Mitaro, bravo nell'uscita, poi Vallecchia, praterie per Rino Parisi che può avanzare, destro! Si tuffa e respinge Taormina. Serve Parisi. Lo scambio con Ceramitaro che non si chiude, allora attenzione alla ripartenza. Noto Termini a botte scivolata. Bongiovanni, Rinicella. Bravissimo il portiere degli Emiri che provano a ripartire. Termini non arriva però. Occhio alla conclusione. È il gol di Termini. Il 2-0. Per gli Emiri, battuta fulminea del numero 15 che dunque raddoppia. E l'avanzata da parte di Di Maggio appena entrato in campo, ma attenzione alla palla recuperata dagli Emiri con viene preso in controtempo proprio Parisi. Attenzione alla ripartenza, Bongiovanni respinge Rinicella, poi pallone allontanato e qui la punizione proprio per Sciacca. Dopo che Rappa ha subito il fallo, calcio di punizione, Sciacca incrocia, ma la palla non inquadra Bongiovanni. Traccia in verticale contro i Diaz per Di Maggio, buona questa giocata del Merlo. Di Maggio, doppia respinta, ancora Di Maggio, altra respinta e poi il flipper che salva il Futsal Emiri sul tentativo di Di Maggio. Molinaro prova a liberarsi, serie di finte, sinistro, pallone fuori di pochissimo su questo tiro. Cerca di scavalcare lungolinea da Sarci, evita Molinaro, Sarci sul fondo, la mette in mezzo, Pera! Il 3-0 nel momento più complicato, arriva Umberto Pera con un gol importantissimo perché stava soffrendo il Futsal Emiri, ma arriva la rete del 3-0. Vallecchia riesce a girarsi in velocità su Bongiovanni, poi evita Condori Diaz nel tunnel, ancora Vallecchia che la tiene, il tocco per Sarci, il cucchiaio, spreca tutto Sarci, poi l'errore, allora Termini appena entrato in campo subito al recupero, Termini, serie di finte, tocco per Vallecchia, bravissimo Taormina e allora vediamo se riparte il Merlo con Bongiovanni, sbaglia tutto, poi Sarci passa sul primo, passa sul secondo, subendo forse anche fallo, Termini, Vallecchia Termini e si è allungato il Merlo, si allunga anche la forbice tra le squadre. 4-0, prova a correre ai ripari col time out coach Gallo. Rappa allontana però sui piedi di Di Maggio, chiuso da Termini, grande intervento, poi esce palla al piede Rinicella, Termini prova a dare ritmo, 2 contro 2, Termini, serie di finte, tocco, Vallecchia con deviazione, palla in angolo. I minuti mancano 12 alla fine. Qui Di Maggio con recupero, palla su Termini, traversa, poi Ienna, la respinta, ancora Ienna, ancora Di Maggio, mette a sedere Rinicella, ma si salva ancora con il solito Rappa.
Melville cerca la strada più impervia e alla fine perde palla. E allora Sarci finge di servire Termini, lo serve ora. Termini per Sarci, fronte alla porta, salva Melville. Palla in calcio d'angolo qui, adesso sta iniziando un po' a sprecare troppo la squadra di casa. Termini passa su Melville ancora. Termini a calciare, la deviazione sul palo di Taormina. Cerca di girarsi, Ienna gli porta via il pallone. Ancora Ienna, non trova compagni. Si affida adesso a Sabando. Sinistro con la respinta ancora in spaccata di Rinicella. Poi Bongiovanni attraversa tutto lo specchio della porta il suo tentativo. Ienna finisce qui, vince e convince in maniera netta. Futsal Emiri 4-0 sul Merlo, calcio a 5.